Alessandra Campagnolo, bassanese, 23 anni, è una seconda ufficiale di coperta nelle navi da crociera. Per lei una passione che ha da quando era ragazzina, rivolta al mare e alla sua tutela, che la impegna da sempre. Ieri un sogno, oggi un'occupazione che l'ha vista farsi strada con determinazione e professionalità. Un diploma con massimo dei voti e lode all'Istituto Nautico Venier di Venezia, premiata come studentessa modello, iscritta alla facoltà di biologia marina. Ho iniziato a imbarcare già quando avevo 16 anni su navi da carico, mi sono innamorata dell'ambiente, quindi ho deciso che quello sarebbe stato il mio lavoro, almeno per questa fase della mia vita e quindi niente, appena mi sono diplomata ho iniziato subito a imbarcare sulle navi da carico e insomma questa è diventata la mia ragione di vita. Questo lavoro richiede un sacco di sacrifici, soprattutto la parte familiare, gli affetti, partire, stare lontano da casa per tanto tempo non è facile, soprattutto perché la vita di bordo sembra quasi una realtà alternativa, nel senso si vive proprio come se fosse un'altra famiglia, quasi in una città e quando si torna a casa bisogna un attimo, come se avessi messo in stop la vita qui e bisogna un attimo riprendere tutto quanto da capo, quindi sì, richiede molti sacrifici, però allo stesso tempo è molto stimolante. In questo io ho trovato la mia forza, nonostante le difficoltà del lavoro, anche magari rispetto il genere, perché magari sono una donna in un contesto molto maschile. Anche il fatto della giovane età sono tutte cose che mi hanno estremamente stimolata a tirar fuori il mio carattere, quindi sono contenta perché anche a livello personale sento che sto crescendo come persona grazie anche al percorso professionale che ho scelto. Gli occhi dell'ufficiale Campagnolo brillano di vita e di energia, di grinta e di passione quando ci racconta le sue esperienze. Il viaggio più bello che ho fatto, diciamo che sono appena stata al Polo Nord ed è stata un'esperienza per me emozionante, appunto perché non avevo mai visto tutto quel ghiaccio, non avevo visto mai quelle terre che sembrano completamente inabitate, in realtà pullulano di vita. Invece il viaggio che non vedo l'ora di fare è quello in Antartide, che mi aspetta appunto tra pochissime settimane, dove avrò finalmente la possibilità di vedere i pinguini, di stare letteralmente alla fine del mondo e per me è davvero una grandissima emozione. E per il suo futuro? Desidero di fare quello che posso per diventare la versione migliore di me. Ovviamente in mezzo ci sto mettendo tante cose come l'università, la scrittura, ci sono tante cose che mi stanno formando come persona, quindi spero di poter portare avanti tutte queste mie passioni insieme per diventare qualcuno, insomma, tra 10 anni.